Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente sul lavoro a Canicattì, nell'Agrigentino. La vittima è un agricoltore di 70 anni morto dopo essere caduto all'interno di una catasta di balle di fieno mentre tentava di recuperare alcune galline. Restiamo in tema morti sul lavoro con il report fornito dall'INAIL che ha registrato un aumento degli infortuni nei primi 4 mesi del 2024. La provincia con il maggior tasso di incidenti è Catania, seguita da Palermo e Messina. Accerchiano e aggrediscono i poliziotti per far scappare un uomo in fuga. È successo nel quartiere di San Cristoforo a Catania, dove sono rimasti feriti 5 agenti. Si dà ancora la caccia ai responsabili. Apriva sempre il frigo ma non per mangiare. Era lì che una 42enne residente a Lipari, nel Messinese, nascondeva la droga. La donna è stata arrestata. Chiudiamo con il meteo. Domani giornata di fuoco in Sicilia. In quasi tutte le province si sfioreranno i 40 gradi, ma i picchi più alti si registreranno a Catania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per il rischio incendi su tutta l'isola. E con questo è tutto. Prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.